L'intera Mogliano, venerdì alle 15, si stringerà intorno ai figli di Luciano Aramini per i funerali nella chiesa di San Carlo. A salutare il 55enne anche i suoi amici che quel maledetto sabato erano insieme a lui nella gita trasformatasi poi in tragedia. Con le moto renderanno omaggio a Ciano per un ultimo addio. Il feretro di Aramini arriverà nella parrocchia già alle 13 in modo che chiunque voglia possa salutarlo. Intanto continua la gara di solidarietà per aiutare i due figli di 17 e 20 anni che dopo la perdita della mamma 6 anni fa ora sono rimasti anche senza il loro punto di riferimento. I primi a mobilitarsi per la raccolta fondi gli amici del 55enne, ma ben presto molti altri cittadini si sono uniti all'iniziativa. Si è stretta subito attorno a questi due ragazzi, la nostra è una comunità davvero solidale, accogliente, sensibile, si stanno muovendo in tantissimi. La volontà di molti moglianesi ora è quella, dopo i funerali, di organizzare un evento che possa raccogliere ulteriori fondi per aiutare concretamente i due ragazzi e anche il comune di Mogliano è pronto a fare la propria parte. Ci stiamo muovendo in maniera, vorrei definirla discreta, con i servizi sociali, con l'assessore sociale, a brevissimo avremo un incontro con i due ragazzi e cercheremo di fare il possibile per essere loro vicini concretamente aiutandoli.